entri anche qui in un po' grazie anche a un'ulteriore attenzione, vieni attenzionato da questo mercante d'arte, riesci ad avvicinarti quindi sempre di più alla pittura scenografica e ne diventa poi la tua attività, perché hai citato gli anni '80 e quindi come libero professionista in quegli anni presti la tua opera come scenografo in diversi atelier, lavori a Treviso, lavori a Trieste, lavori a Verona, lavori a Novi Ligure, Firenze e Roma. Che ricordi hai appunto degli anni '80? Qui ti vediamo in azione e di quell'abbrivio, di quell'avvio della tua carriera. Io ebbi una grandissima fortuna di frequentare questo laboratorio. Questo laboratorio si chiamava, lo voglio anche dire perché fa parte del nostro ormai DNA, di chi lo conosceva, si chiamava la Bottega Veneziana. Stetti per 8 anni con questo mio maestro che mi curava particolarmente, perché avendo questo, come dire, questa attenzione per questa pittura, cadeva proprio a fagiolo, le restituzioni pittoriche erano su quel periodo storico, certo, che io pensavo non si facesse più, e decisi a un certo punto di andarmene perché volevo vedere se riuscivo a prendermi, come dire, la pagnotta quotidiana con quello che questo maestro mi aveva insegnato. E avevo già una 60ina di titoli, mi ricordo il grande Silvano Bussotti, Lele Luzzati, Ferruccio Villagrossi, William Orlandi, ed erano scenografi veramente, erano dei mostri sacri per noi. Mi misi in gioco e cominciai a girare per l'Italia proponendomi come pittore di scena. Diciamo che ero un po' fortunato perché qualcuno già mi conosceva, sapeva che avevo lavorato in bottega veneziana e quindi lavorare per la Bottega Veneziana era un buon titolo di presentazione. Però non ero ancora pronto per affrontare un dialogo veramente serio. E con queste piccole botteghe, chiamiamole piccole botteghe, che mi davano queste opportunità, cominciai ad aprirmi. A quel punto non ero più dentro a un grande laboratorio, ero io e il bozzettista che veniva da me direttamente, il bozzettista scenografo, a chiedermi la restituzione, la realizzazione della sua idea, certo, che era fondamentalmente un pezzo di carta, ma poi con le parole lui mi, certo, spiegava cosa voleva da me. È stato lì che ho agganciato questo dialogo e che ho cominciato a pensare di dare un valore diverso al fare pittore di scena, portare queste idee di altri esasperandole al punto tale da poter far nascere dei sogni. Cioè, sentivo già che c'erano già degli esperimenti in atto, come il digitale cosiddetto oggi. Cominciavano già a stampare delle scene. Ho detto, beh, se cominciano a stampare delle scene, il nostro lavoro è già morto, certo, prima che tu inizi la sì, tua allora attività. Ho detto, qui bisogna assolutamente tentare, almeno tentare, perché di dare un significato diverso a questa pittura. È chiaro che il gesto è un gesto totalmente effimero, il supporto poi viene buttato, depaupera nel tempo, e quindi non è un quadro che viene venduto appeso e diventa magari un oggetto storico, è proprio un gesto che va buttato via. Buona serata a tutti, ciao ciao!